Non sono ancora finite le disavventure per il nostro piccolo Joe, il bimbo di Piazzola sul Brenta che con mamma Erika e la sua famiglia si è trasferito momentaneamente in Florida per subire le più delicate operazioni chirurgiche che lo porteranno all'allungamento della gambina. Un pericolo ancora più grave incombe proprio lì a Palm Beach, dove si trova l'appartamento nel quale sono alloggiati e la furia dell'uragano Dorian sembra non guardare in faccia a nessuno. A breve, proprio Dorian, forza 5, che incombe attualmente a 90 miglia dalla costa, raggiungerà Palm Beach e, come sempre in questi casi, la macchina dell'emergenza americana segnala ora per ora il suo tragitto, non sbagliando nemmeno di un minuto nelle previsioni della traiettoria di quella spaventosa furia della natura. Questo è il video che ci ha mandato qualche ora fa mamma Erika e che vogliamo condividere con tutti voi mentre la famiglia si è spostata a sud e nella parte opposta della costa. Noi stiamo scappando dall'uragano perché, come forse avrete sentito, l'uragano Dorian sta colpendo West Palm Beach. È atteso per domenica, tra domenica e lunedì, e ci stiamo rifugiando assieme all'altra famiglia dalla Toscana. Siamo scappati, ci stiamo dirigendo verso la capitale della Florida intanto a cercare un posto sicuro, perché non c'è niente di sicuro qua. E poi vedremo, abbiamo fatto una notte a The Village e poi vedremo dove dirigerci. In base a dove soffia l'uragano ci sposteremo. Fate dei pensieri positivi per noi, che vada tutto bene e niente, vi teniamo aggiornati appena sappiamo qualcosa. Fate dei pensieri positivi per tutti noi, che vada tutto bene. Finisce così il video di mamma Erika, che sembra davvero non avere pace in una storia comunque a lieto fine, ma carica di tanti colpi di scena.